Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una tragedia in Val Brenta, partiamo da qui perché un ristoratore poco prima dello sfratto nella sua abitazione si è ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Vanessa. Sì, direttore, buongiorno a te e tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Abbiamo purtroppo le campane che stanno suonando, spero che voi mi sentiate. Ci troviamo a San Nazario in piazza, dove stamattina la comunità è stata toccata da una vera e propria tragedia. Perché? Perché Gino Secco, il titolare della trattoria alle nostre spalle, si è ucciso mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo. Erano circa le 8:30 quando è avvenuta la tragedia. Pare che l'uomo si sia sparato al volto con uno dei fucili che deteneva legalmente. Da capire adesso che cosa possa aver provocato questo vero e proprio dramma, questa tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Con me l'assessore al sociale di Val Brenta, Ermando Bombieri. Tutta la comunità è sotto shock per questa notizia che è arrivata proprio questa mattina. Tra l'altro si diceva anche poco fa, la gente ha udito uno sparo che arrivava proprio dall'interno, perché Gino Secco viveva proprio sopra l'attività che gestiva. Cosa può essere successo, assessore? È un dramma nel dramma, infatti si temeva qualcosa di grave potesse accadere, perché quando il paese era a conoscenza che stamattina l'attività sarebbe conclusa, anche se nei giorni scorsi il locale era già chiuso ai clienti già da giovedì scorso, si temeva, non è che ci fosse questo, c'è un presentimento quando certe cose accadono, sembra che un sesto senso, sembrava di vivere già il paese con la chiusura anche negli ultimi giorni qua dell'attività, si vedeva che mancava qualcosa, sembrava, poi è successo un lutto anche nei giorni scorsi, sembrava che tutto il clima intorno al paese fosse molto triste, e questo fatto ha avvalorato questa brutta sensazione. Ecco. Un'attività, si diceva, che soprattutto negli ultimi mesi aveva passato periodi parecchio critici. Secondo lei può essere stato proprio questo, che praticamente Secco si è trovato davanti la possibilità di non riuscire più a far niente, si è visto davanti la fine? Sì, evidentemente il debito che avevano e che ha portato a questa tragica conclusione probabilmente è stato determinante, e Gino non ce l'ha fatta a sopportare questa situazione, purtroppo per lui, per la famiglia, soprattutto per la Fulvia, per Manola, per Laura e per noi. Tra l'altro la moglie e la figlia si sono sentite male, sono state portate in ospedale dall'ambulanza, perché non sono rimaste sconvolte da quello che era successo. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. No, assolutamente no, infatti ripeto, un dramma nel dramma, poi sia Fulvia che Manola adesso dovremo assolutamente star vicino a loro, cercare che superino questo brutto momento. Tra l'altro abbiamo sentito più persone che hanno detto anche che si erano fatte avanti per cercare di convincere i proprietari dell'edificio a magari spostare, rimandare questo sfratto, però non c'è stato nulla da fare, anche perché c'erano debiti importanti. Sì, si è cercato, chiaramente la situazione si protraeva da circa un anno, con l'ufficiale giudiziario, che con questi accessi paventavano appunto uno sfratto esecutivo che doveva essere appunto eseguito stamattina alle 9. Alle 8:30 le è arrivata la telefonata? Sì, un amico qua della piazza mi ha chiamato immediatamente, siamo corsi, ma purtroppo non c'era più nulla da fare, Gino è morto quasi sul colpo. Sono arrivati i sanitari del SUEM, però quando hanno provato il tutto per tutto, ma per Gino Secco ormai non c'era più nulla da fare. Per il momento, direttore, da San Nazario di Val Brenta è tutto, ti ricevo la linea.
Grazie Vanessa Banzatto, una vera e propria tragedia, tutta la comunità sotto shock perché la vittima era una persona molto nota e stimata. Adesso passiamo agli incidenti stradali che si susseguono di ora in ora, ormai si potrebbe dire. Andiamo da Chiara Gaiani in diretta da San Giorgio in Bosco, dove un ciclista è stato falciato da un'auto e finito in un fosso, aveva 80 anni. Ci troviamo tra via Bocchiero a San Giorgio in Bosco e via dei Laghi. L'incidente è avvenuto proprio qui. Un uomo, Luigi Russo, 80 anni, stava andando in bici, era partito da casa sua, lui viveva a Fontaniva, siamo proprio ai confini tra i due comuni, quando giunto all'altezza del tratto di strada in cui ci troviamo con il collega Sandro Ponchio, l'anziano è stato investito da un Alfa 156 condotta da un uomo di 45 anni, un impatto terribile, tanto che l'anziano è volato nel fossato che vedete proprio alle mie spalle. Inutili sono stati i tentativi di soccorso, il primo a prestargli soccorso proprio il conducente dell'auto, poi sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e anche i vigili del fuoco da Cittadella, che sono stati fondamentali nelle operazioni di recupero dell'anziano. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un incidente è avvenuto in questa strada che è una parallela della Valsugana, dove lo abbiamo sentito anche da chi vive qui, la velocità delle auto spesso è davvero molto elevata e infatti inutile è stato anche un dosso che è stato posizionato poco lontano dal luogo in cui ci troviamo, una vittima secondo i residenti purtroppo annunciate. Allora vi lasciamo proprio all'intervista raccolta con una signora che non era in casa al momento del gravissimo incidente, ma che pone l'accento proprio sulla pericolosità di questa strada di campagna. Signora, questa è una strada dove vanno molto veloci. Molto veloci, molto veloci, anche perché hanno fatto il salto là che non è migliorato, è peggiorato, perché magari c'è la macchina che diciamo rallenta e l'altra che sorpassa proprio sul salto. Dunque è andato peggio. E io ho segnalato tante volte, anche i vigili si mettono qua, ho detto perché non mettete una macchinetta, non so, quelle del velocità, perché non so, costa di più, non so se sia per quello. Non so. Ma se l'aspettava purtroppo che prima o poi succedesse. Ma sì, perché corrono molto forte, cioè veramente, quando andiamo noi fuori, anche perché abbiamo diciamo la terra di là, andiamo spesso, cioè bisogna stare attenti. Ma veramente anche con la macchina vai fuori, cioè corrono tantissimo. È una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più, qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso cioè corrono tantissimo, che i trattori ti fanno anche paura. I camion forse un po' rallentano, però il trattore, le macchine, ci sono quelli un po' prudenti e ci sono quelli che invece... Perché questa di fatto è una parallela alla Valsugana. Sì, una parallela alla Valsugana, sì. E a Vicenza l'incidente mortale di domenica sera in via Zampieri con un pedone investito da un'automobile che correva all'impazzata ha riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale in città. Peraltro il pirata era stato bloccato proprio dai passanti. Vediamo. Correva tanto il 48enne alla guida di un appunto che ha travolto e ucciso il 74enne Giuliano Bettio, ex sindacalista tesoriere di Wilposte Vicenza, che stava attraversando via Zampieri la sera di domenica 29 marzo. Nessun segno di frenata né prima né dopo l'impatto, nessuna attenzione alla persona investita, tanto da essere fuggito, provocando altri danni a vetture in sosta. Quella strada è completamente curva, con posteggi su entrambi i lati e anche una velocità nel limite dei 50 all'ora può rivelarsi pericolosa in caso di imprevisti. E noi ci appelliamo come sempre alla responsabilità dei cittadini e di chi guida i veicoli in strada, perché un'auto può essere un mezzo di trasporto se guidata con prudenza e attenzione nel rispetto delle norme, ma può diventare un'arma letale se guidata con distrazione o a velocità eccessiva. L'appello lo rivolgiamo ai cittadini, ma l'appello lo rivolgiamo anche alle istituzioni, al Ministero.
Gli enti locali, dice Spiller, si trovano spesso nell'impossibilità di adottare misure preventive per la sicurezza stradale urbana. Se è vero che pene più pesanti per chi commette questi reati sono importanti, allo stesso modo è importante dare strumenti agli enti locali e ai comuni per poter monitorare e controllare le strade. Ad oggi è sostanzialmente impossibile fare controlli sulla velocità dei veicoli, è quasi difficile, molto difficile istituire le zone 30 perché vengono richieste sforzi enormi da parte delle amministrazioni per identificarle. Noi chiediamo anche alle istituzioni, visto che le strade, lo è dimostrato, sia in città di Vicenza ma dappertutto sono luoghi potenzialmente pericolosi, di darci gli strumenti per poterle controllare con efficacia. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è risultato negativo a tutti i controlli su alcol e droghe. Ancora gli incidenti, ce n'è stato uno ieri mattina a Castelfranco Veneto, dove, stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, un ciclista amatoriale sarebbe finito contro un mezzo di Contarina impegnato nella raccolta dei rifiuti porta a porta. Il 70enne ha riportato gravi ferite e una volta stabilizzato è stato trasportato all'ospedale. Le circostanze dell'accaduto sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, alle quali la società sta assicurando la massima collaborazione. A nome del presidente di Contarina e della società si legge in una nota dell'azienda dei servizi, si esprime la massima vicinanza alla persona coinvolta e ai suoi familiari. Attimi di paura al binario 6 della stazione di Treviso, dove una cinquantenne che stava camminando sulla banchina si è all'improvviso sporta sui binari, dove in quel momento stava partendo il treno diretto a Venezia. Il macchinista ha notato una figura muoversi verso la massicciata e ha fermato per tempo il convoglio prima che la travolgesse. La donna purtroppo rischia l'amputazione del piede. Quattro bambini e la madre sono rimasti intossicati dai fumi sprigionati in un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Verona, nel quartiere Golosine. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al primo piano di un fabbricato di 5 piani. L'incendio, originato da una lavastoviglie, è stato subito domato dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Verona, che hanno anche provveduto a evacuare il fumo generato dalla combustione. La tragedia di Castel Guglielmo, conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo della mamma e del bambino trovati nel laghetto artificiale. Sentiti dai carabinieri i genitori della giovane vittima. Un fiore lasciato accanto al luogo dove sono stati trovati i corpi di Chen Yan, 39 anni, e del suo piccolo appena 15 mesi. Una comunità, quella di Castel Guglielmo, sconvolta, che non riesce a darsi pace. E proprio dove è venuta la tragedia sono arrivati i genitori della donna, nonni del piccolo. Un silenzio surreale, poi sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri per essere sentiti. I militari stanno scavando nella vita di questa mamma per capire cosa possa essere accaduto, perché un gesto tanto tragico. Ed emerge un quadro familiare difficile, un bambino nato fuori dal matrimonio, una famiglia che forse non aveva accettato la decisione della mamma di avere il figlio senza un marito. Alcuni testimoni parlano di una famiglia riservata, ma la nascita di questo piccolo aveva generato discussioni tra genitori e la donna. Forse lei non ha retto, la depressione poi potrebbe aver fatto il resto. Le indagini e l'autopsia dovranno chiarire le cause della morte di mamma e figlio ed il contesto nel quale potrebbe essere maturata questa decisione. Intanto è stato conferito all'anatomopatologo l'incarico per l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio per permettere tutti gli accertamenti del caso. La mamma, 39enne, e il piccolo sono stati visti l'ultima volta proprio nei pressi del laghetto artificiale. Lei spingeva il passeggino, nulla facesse presagire una tragedia. Pochi minuti dopo il dramma si era compiuto, il passeggino rimasto lì vuoto ed i corpi avvistati da un passante. Servizio di Daniela Sizia. Adesso andiamo in diretta a Monticello Conte 8 perché si susseguono imprese di vandali, giovani vandali, baby gang, e c'è un appello della sindaca in diretta. Daniele Garbin con il nostro operatore Simone Squarcina. A te, Daniele.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Monticello Conte 8, siamo nel giardino pubblico, nel parco giochi di via Alessandro Volta, con me Gilberta Pezzin, buongiorno, il sindaco di Monticello. Buongiorno. Ecco, come aveva anticipato direttore, il tema è proprio quello dei vandalismi e soprattutto anche in questo posto, in questo ambiente siamo venuti qui perché ci sono state una serie di segnalazioni anche degli stessi residenti qui intorno che proprio non tollerano più che un fatto eclatante in sé, proprio la raffica, l'insieme di questi episodi, degrado, mi stava raccontando adesso il sindaco, adesso diamo la Nina e racconterà, proprio arrivano al tal punto l'insofferenza che questi posti vengono occupati da queste baby gang che occupano e scoraggiano gli altri utenti a venire sul posto quasi e soprattutto lo devastano, lo sporcano e tanto che i residenti parlano addirittura di far rimuovere le panchine, è così sindaco? Sì, è l'ultima cosa che vorrei fare perché è proprio antipatico rimuovere delle panchine che sono state installate anche recentemente appositamente per il benessere, per il tempo libero di tutti i cittadini e quindi l'occupazione quasi in massa da parte di ragazzini di una cosiddetta baby gang che disturbano, sporcano, disturbano tutto il vicinato. Io ho qui in mano una lettera firmata da più di 50 residenti di questa zona che segnalano disturbi giorno e notte, con petardi, per esempio nel periodo delle festività, petardi, addirittura bombe carta, suonano campanelli, occupano le vie con monopattini e biciclette, come a segnalare proprio il possesso del territorio, mettendo a rischio l'incolumità sia degli automobilisti, dei pedoni, dei ciclisti e che la loro stessa, insomma, perché se si mettono in mezzo alla strada rischiano veramente di finire sotto a un'auto. Ecco, ricordiamo anche che questi episodi non sono un caso isolato, stanno colpendo anche vari comuni. Ieri abbiamo anche sentito la solidarietà espressa dal presidente della provincia Andrea Nardin a Moreno Morsetti proprio per anche le minacce di morte che ha ricevuto proprio nel contrasto di vandalismo che sta attuando il sindaco Di Malo nel suo territorio e la risposta è stata questa, lui continua, quindi non sono segnali che vanno trascurati. Voi avete anche fatto delle immagini, avete capito chi sono, che età hanno, che provenienza hanno questi ragazzini? Sono minorenni per lo più, siamo preoccupati però perché il gruppo sta crescendo e arrivano ragazzi anche da altri comuni e quando il gruppo è grosso diventa veramente minaccioso e poi suonano campanelli durante la notte in queste palazzine qua intorno al parco e non è niente andare a disturbare, a spaventare famiglie con bambini o anziani. Sporcano, distruggono. Per esempio la settimana scorsa hanno sollevato, si vede anche dalle foto, hanno proprio sradicato un cestino che è qua apposta per tenere pulito il parco. Le panchine, come si vede, sono sempre piene di cartine, le scatole di sigarette, è pieno di cestini ma non vengono utilizzati. Ecco, che intenzioni avete adesso? Avete un programma per reagire o contenere il fenomeno? Qual è l'azione che state proponendo di fare, se magari concertata con altri comuni o voi nel vostro, che azioni intendete perseguire? Con le forze dell'ordine abbiamo chiesto un controllo e ci stanno dando una grossa mano, un controllo nelle ore serali quando proprio il disturbo diventa veramente molesto per le famiglie. Cerchiamo però anche di capire questi ragazzi perché non sono a scuola, perché non sono impegnati nello sport, in qualche attività più utile di quella del bighellonare, dello stare a fare muretto per ore e ore e anche non senza disturbare. E chiedete anche collaborazione ai cittadini? Anche. E abbiamo chiesto collaborazione ai cittadini, alle associazioni, anche per mettere in pratica delle attività che li possano avvicinare i ragazzi, che li possano far desistere dalle azioni moleste e anche e soprattutto ai genitori, perché quando i ragazzi vanno a fare danni
sono i genitori dei minorenni responsabili naturalmente anche del rimborso dei danni all'ente pubblico. Allora intanto la ringraziamo. Sindaco, ovviamente saremo vicini anche noi a monitorare questo fenomeno. La auguriamo buon lavoro intanto. Grazie a voi. E anche voi ci potete aiutare nel debellare questo tipo di problematiche. E cercheremo di farlo anche noi. Va bene, per il momento è tutto. Direttore da Monticello Conteotto, a voi la linea. Grazie Daniele Garbina e Simone Squarcina. Momenti di panico nel quartiere di San Zeno a Treviso, dove una banda di ladri è entrata in un'abitazione. La proprietaria, armata di coltello, ha barricato la figlia in una stanza, ha anche visto che le era stato avvelenato il cane. Andiamo in diretta da Francesca Bozza. A te Francesca. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Subito per dirti che abbiamo appena parlato con la ragazza, la proprietaria di casa, in lacrime. Ci ha chiesto di aspettare, ci accoglierà più tardi perché è stata chiamata dal veterinario per tutte le pratiche burocratiche per il suo cane. Hai detto giustamente avvelenato e purtroppo morto. I ladri, quando sono entrati nel garage dove il cane dormiva, probabilmente lo hanno subito avvelenato. È stata lei a trovarlo agonizzante a terra, ma l'animale nonostante questo ha continuato fino all'ultimo a difendere le sue padrone, venendo anche probabilmente raggiunto da un fendente, da una coltellata che potrebbe essere stata questa mortale. Cosa succede? Siamo nella notte tra domenica e lunedì, sono le 3, la ragazza è in casa insieme alla figlia di 10 anni, avverte subito dei lavori provenienti appunto dal garage, chiama la sorella che le dice di accendere tutte le luci. La mamma però è preoccupata, il suo unico pensiero è quello di mettere in salvo la figlia di 10 anni che sta dormendo. La sveglia, la chiude in camera, le accende la televisione, le dice di non pensare a nulla, che va tutto bene, e chiama i nonni in modo che possano stare al telefono con la piccola per tranquillizzarla. Lei nel frattempo prende un coltello per difendersi, o meglio proprio per difendere la bambina, e chiama i carabinieri che le danno al telefono tutte le indicazioni per mettersi in sicurezza, per non affrontare i ladri. È probabilmente il trambusto, le luci accese che disturbano i malviventi, che non riescono a raggiungere l'abitazione e a mettersi e a portare a termine il loro colpo. Certo che resta la paura chiaramente, ma resta anche il dolore per la perdita dell'amato cagnolino, che fino alla fine ha tentato appunto di proteggere mamma e figlia perdendo la vita, e le lacrime appunto che erano sul viso di questa giovane mamma racchiudono tutto il dolore che stanno vivendo, e da qui la richiesta appunto al momento di non incontrarci, ma dandoci appuntamento tra poco. E questo è solo l'ultimo in ordine di tempo: furto sempre nel fine settimana, colpi anche nella zona del Moglianese, in via Puccini e in via Zenone, e in un caso i ladri si sono introdotti all'interno di una residence, salendo in un appartamento. Chiaramente l'inquietudine cresce anche in qualche modo la voglia di farsi giustizia da sé, perché manca quel senso di protezione che spesso le vittime ci raccontano ai microfoni. Abitazioni ma anche aziende, come il colpo sempre nella notte tra domenica e lunedì. Questa volta siamo ai confini tra Volpago e Giavera del Montello. Ladri che entrano in un'azienda, vicino c'è l'abitazione dei proprietari, padre e figlio, rubano un furgone con all'interno tutta l'attrezzatura che era stata caricata proprio in vista della giornata lavorativa. Il furgone verrà ritrovato poi a Villorba, vicino allo stabilimento Pinarello, vicino anche un camion rubato poco prima nel Bresciano. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando le forze dell'ordine, anche se c'è massimo riservo, è che i malviventi stessero pianificando un colpo proprio nella storica azienda trevigiana di biciclette. Sentiamo però l'intervista raccolta ieri da Nicoletta Rizzetto insieme a Christian Arboit proprio ai proprietari dell'azienda edile. Hanno aperto recinzione esterna, dopodiché sono entrati dentro e ci hanno rubato che sia furgone con tutta l'attrezzatura nostra che utilizziamo per le imprese edile, per le costruzioni,
che era naturalmente pronta per il lunedì mattina. È iniziata da qui, da via Schiavonesca Vecchia di Volpago, la folle notte di una banda di criminali che probabilmente stava organizzando un maxi colpo nell'Interland trevigiano con bersaglio l'azienda Pinarello, simbolo delle bici made in Treviso. Sono le 2, la famiglia Fodolovic sta dormendo in casa, Mustafa con la moglie al primo piano, il figlio Edis nel seminterrato, con lui anche i 2 cani. Nessuno sente nulla, sono i carabinieri a tirarli letteralmente giù dal letto alle 5 del mattino, dicendo che il camion della loro azienda di costruzioni era stato trovato impantanato nei campi a ridosso di Viale della Repubblica Villorba, 15 chilometri più a sud. È qui che si precipitano padre e figlio, davanti ai loro occhi c'è però un quadro in evoluzione decisamente inquietante. Vediamo un carro attrezzi molto grande sul lato destro e pensavamo che fosse venuto per il nostro furgone. Ho detto non può essere. Giriamo all'interno e c'era un'altra pattuglia dei carabinieri e un tir targato Brescia che era stato rubato. L'ipotetico svolgimento dei fatti è che loro fossero lì col nostro furgone e con il tir. Magari volessero entrare da Pinarello, un vigilante si è passato, li ha visti, sono stati inseguiti e sono scappati verso i campi dove si sono incastrati. Insomma, il colpo dei Fodolovic sembra il tassello di un mosaico criminale più ampio, dove nel mirino c'erano le rinomate bici del gruppo trevigiano, più volte oggetto di raid anche nel recente passato. Non solo, il tir rubato a Brescia con tanto di autogru forse doveva essere usato come ariete. Su questo però i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Di certo, se il furgone di Mustafa è stato trovato, non è così per gli attrezzi posizionati sul cassone, materiale edile per 20.000 euro, utilizzabile, questo è il punto, anche per compiere altri scassi. A Volpago i ladri sono entrati pure nel magazzino, lasciando una traccia video del loro passaggio. La telecamera è stata girata verso il basso e il filmato fa vedere che lui quando entra vede che c'è il suo riflesso sulla macchina e si gira di schiena, per cui non si capisce neanche chi possa essere. Intanto Mustafa, da 30 anni nel Montello e nel mondo dell'edilizia, da un lato ringrazia i militari dell'Arma per essere intervenuti subito, dall'altro non nasconde la propria amarezza. A sostenerlo c'è Edis. È un po' triste per me giornata, cioè nel senso non si aspetta mai, rimaniamo sempre scioccati, increduli a quello che succede. Per fortuna nessuno si è fatto male, chi lo sa cosa avevano in mente e cosa volevano fare con questa roba qua. E è pesante vederlo così perché so quanto duramente lavora, quanto mi ha sostenuto nello studiare architettura così lo potessi aiutare, e vedere che queste cose succedono dispiace tanto perché sì, non va bene. Ce la facciamo, sì. Andiamo avanti, non ci fermiamo, no. Va bene così. Padre e figlio che si fanno forza, chiaramente resta il segno, perché dice Fausto Pinarello non ci si abitua mai ai furti. Fausto Pinarello, raggiunto telefonicamente da Cristiana Arboite, ringrazia le forze dell'ordine per il lavoro svolto, anche se non c'è la certezza che quei mezzi potessero essere usati proprio per un colpo nella sua azienda. È chiaro che è stato fondamentale l'intervento delle forze dell'ordine. Certo è che quello dei furti nelle attività, nei negozi, furti di biciclette, resta uno dei colpi sempre più diffusi anche nella Marca trevigiana. Vi lasciamo con le parole di Fausto Pinarello, poi la linea con Nicoletta Rizzetto può tornare allo studio. Io spero fosse un caso, sia stato un caso, ci provo a crederlo se non altro. Non posso dire che siamo abituati, non ci si abitua mai ai furti. Ripeto, ringrazio ancora le forze dell'ordine che anche di notte ma anche di giorno passano spesso e noi stiamo come dire, a parte l'assicurazione, ma questo è un male minore, quando entrano purtroppo fanno danni. Non oso pensare di entrare con un camion, con un tiro, con una gru, però purtroppo il sospetto c'è. Un sospetto che è quasi una cauta certezza, quello di Fausto Pinarello, patrono di un'azienda che porta la marca nel mondo con le sue bici di design innovative, proprio per questo oggetto di desideri anche criminali. Purtroppo succede spesso, per fortuna spesso falsi allarmi, ma il furto delle biciclette mi pare che non tanto tempo fa un altro negozio televiso è stato svaligiato, quindi per noi l'attenzione è sempre molto alta, la nostra azienda sia a livello di sicurezza vera e propria che anche a livello proprio di
passaggio di notte delle forze dell'ordine piuttosto dei vigilantes, facciamo sempre con le orecchie alte. L'ultimo colpo in ordine di tempo nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorsi nel negozio di bici di via Sant'Antonino al chilometro 261 con la vetrina sventrata da un escavatore. In quel caso erano state sottratte bike per 80.000 euro, il tutto in soli 10 minuti, sicuramente ad opera di una banda specializzata. Anche per questo non si possono escludere collegamenti con i fatti registrati tra Volpago e Villorba. Servizio di Christian Arboit, grazie anche a Francesca Bozza e a Nicoletta Rizzetto per il collegamento da San Zeno, dove avete sentito dei ladri hanno avvelenato un cane e poi sono stati affrontati dalla proprietaria armata di un coltello che ha barricato, ha chiuso in una stanza la figlia per proteggerla. Insomma, continuano queste azioni di questi predoni. E uccidere un cane è un reato che è già previsto, è considerato un reato penale dall'articolo 544 bis, che poi è stato inasprito dalla legge Brambilla, che prevede 6 mesi per chi uccide in qualsiasi circostanza un cane senza motivo, per crudeltà, e andrebbe, secondo me, inasprita questa legge da qualche parlamentare veneto che dovesse proporre appunto un emendamento per portare la pena da 6 mesi a 6 anni. Cioè chi ammazza un cane ammazza il componente di una famiglia, è come ammazzare un bambino. C'è un legame fortissimo tra i proprietari di cani e questi animali. Per cui chi ammazza un cane, soprattutto durante una rapina o un furto, va tenuto in carcere di più di quanto non preveda la legge Brambilla, perché 6 mesi per chi ammazza un cane, ammesso che poi venga condannato, sono ridicoli. Vediamo invece la morte di una donna a Torre di Quartesolo, ricorderete Diana Cannevarolo, trovata agonizzante sotto casa, poi morta. È stato stabilito che non è stato un delitto ma un incidente. La consulenza della procura ha fugato ogni dubbio sul decesso della 49enne trovata in fin di vita il 4 dicembre scorso. La donna sarebbe caduta nella notte da una panchina battendo la testa sull'asfalto nel cortile di casa in via Zara, quindi uno dei tanti gialli che questa volta è stato risolto. Tanto la polizia ha arrestato un 33enne a Padova che da mesi picchiava la compagna. Un crescendo di violenza e soprusi picchiava la compagna perché non sapeva gestire la sua gelosia fuori controllo. Un 33enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova per maltrattamenti. Negli ultimi mesi gli interventi dei poliziotti a casa della coppia erano sempre più frequenti e la donna più volte era finita in ospedale per le botte. A novembre la giovane era stata colpita con dei pugni al volto. Poche settimane fa invece il compagno l'aveva afferrata per il viso e le aveva morso il naso chiudendole la bocca con la mano per non farla gridare. In più occasioni al 113 erano arrivate anche segnalazioni di vicini di casa che, passando sotto le finestre della coppia, sentivano le grida di aiuto della donna che veniva picchiata. I poliziotti hanno rintracciato il 33enne mentre era nella sua abitazione a Padova. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per detenzione di droga ai fini di spaccio, lesioni personali, furti e guida in stato di ebbrezza. In passato il questore lo aveva ammonito sempre per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'ultimo ammonimento risale proprio al mese di marzo. Vista la sua pericolosità e violenza è stato disposto l'arresto e il 33enne è stato trasferito al carcere Due Palazzi. Servizio di Valentina Visentino, oggi in regia Francesca Pezzo, Italo Morao e Marco Mattiuzzo. Andiamo avanti con la cronaca. Sempre a Padova sono stati bloccati dei borseggiatori che avevano razziato un uomo sul tram, sono stati scoperti e bloccati. Sono 2 uomini con precedenti per reati simili anche nel veneziano, disposti il divieto di dimora e il foglio di via dal comune di Padova.
Arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato mentre borseggiavano un passeggero nel tram. A finire in manette a Padova 2 uomini. L'episodio è avvenuto alla fermata dei Giardini Arena, dove gli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio antiborseggio in borghese hanno sorpreso 2 cittadini rumeni di 57 e 55 anni mentre sfilavano il portafoglio a un uomo di 65, ignaro dell'accaduto. I 2, senza fissa dimora con precedenti, avevano agito approfittando dell'affollamento, coordinandosi con movimenti studiati per coprirsi a vicenda. Scesi dal mezzo, hanno tentato la fuga gettando il portafoglio in un cestino, ma sono stati raggiunti dai poliziotti. Qui è nata una colluttazione durante la quale i 2 hanno opposto resistenza con calci e pugni, danneggiando anche il plexiglass della pensilina. Bloccati, sono stati accompagnati in questura e arrestati per furto con destrezza, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. Entrambi sono risultati già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti analoghi in tutto il nord Italia. Il 57enne aveva alle spalle condanne per reati contro il patrimonio commesse in diverse città italiane ed era sottoposto a una misura cautelare per una rapina su un mezzo pubblico a Venezia. Il 55enne invece era stato arrestato in passato per una rapina in un supermercato nel Milanese e risulta indagato per un borseggio su un mezzo pubblico a Mestre. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi il divieto di dimora nel comune di Padova. Il questore Marco Dorisio ha inoltre emesso fogli di via della durata di 4 anni e il divieto di accesso alle aree urbane. Servizio di Marta Zatta. Andiamo in Friuli adesso perché a Pordenone c'è stata un'ennesima aggressione nel cuore della città. Una donna di Maniago è stata picchiata in pieno giorno mentre passeggiava in piazza 20 settembre. Federico De Ros. Nuovo episodio di violenza a Pordenone a poche ore dalla rissa fra gruppi di giovani avvenuta in piazzetta Bertossi. Siamo in piazza 20 settembre, nel cuore della città, dove all'ora di pranzo una donna residente a Maniago è stata aggredita mentre stava passeggiando. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe notato una ragazzina in compagnia della madre, entrambe di nazionalità straniera, intenta a riprenderla con il cellulare. Un comportamento che avrebbe insospettito la vittima anche per alcune frasi ritenute provocatorie. La maniaghese si sarebbe quindi avvicinata chiedendo spiegazioni ed interrompere il video, ma in pochi istanti la situazione è davvero degenerata. La ragazza ha iniziato a colpirla con calci, pugni e tirate di capelli, facendola perfino cadere a terra. Alla violenza si è poi aggiunta anche la madre intervenuta in difesa della figlia. Nelle immagini realizzate dalla nostra troupe si vede chiaramente la donna a terra mentre viene colpita. Un'aggressione avvenuta in pieno giorno davanti ai passanti, alcuni dei quali sono intervenuti per tentare di sedare la lite, che riaccende ancora una volta la tensione sul tema della sicurezza nel centro cittadino. Tornano le zone rosse a Jesolo e a Chioggia per garantire la sicurezza in occasione delle festività pasquali e l'annuncio del prefetto di Venezia Darko Pellos. 10 giorni di zone rosse a Pasqua con il ritorno delle aree vietate a Venezia, Terraferma e dintorni, con nuovi controlli rafforzati e nuove zone rosse anche a Chioggia e Jesolo, secondo quanto deciso dal prefetto Darko Pellos con le forze dell'ordine in applicazione al decreto sicurezza. C'è una costante attenzione nei confronti di tutti i fenomeni che interessano il nostro territorio della città metropolitana, da Jesolo a Chioggia, da Venezia all'entroterra. Ci sono queste misure che sono state nuovamente ribadite, quelle delle zone rosse, ma che vanno interpretate come degli strumenti da geometria variabile da adattarsi al momento storico, alla situazione. A pesare nella scelta il clima di incertezza globale con le guerre e i conflitti in atto, il periodo di zone rosse previste da Venezia a Chioggia passando per Jesolo fino a lunedì 13 aprile. Venezia replicherà il modello dei mesi precedenti di controlli di polizia rafforzati, estendendoli, come detto, anche ai comuni di Chioggia e Jesolo. Ovviamente l'attenzione, la crisi internazionale ci porta ad essere sempre più attenti, insomma, su tutti i fronti. Servizio di Anna Maria Parisi. Vediamo adesso la zona rossa allargata di Treviso che scadrà dopo Pasqua. Sulla possibile proroga il sindaco di Treviso Mario Conte dice che ne parlerà con il prefetto, ma nel caso dovesse essere confermata ne sarebbe contento. Sentiamo Francesca Bozza. Io credo che serva soprattutto da un punto di vista della sicurezza percepita, quindi
se si decidesse di andare avanti con la sperimentazione io sarei assolutamente contento. A pochi giorni dalla scadenza prevista il 7 aprile della sperimentazione nella zona rossa allargata di Treviso, il primo cittadino si dice favorevole ad una proroga, un'apertura dunque, anche se Conte sottolinea che sarà necessario analizzare i dati raccolti in questi 2 mesi dalle forze dell'ordine che hanno presidiato i quadranti caldi della città fino a Piazza Borsa, via Dandolo e via San Zeno. Ascolterò l'analisi dei dati delle forze dell'ordine e poi ne parlerò appunto con prefetto, questore e comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per capire quali sono le proiezioni future. Tutto questo all'indomani dell'ennesima rissa proprio nella zona rossa della città in via Fiumicelli, a 2 passi da Piazza Borsa, una violenta lite poi degenerata con urla, botte e lanci di bottiglia continuata anche all'arrivo di carabinieri e polizia. Alla fine 2 ragazzi di 22 e 25 anni denunciati per rissa e resistenza pubblica ufficiale e altri 2 allontanati per aver insultato le forze dell'ordine e non aver fornito le proprie generalità. Essendole dentro la zona rossa adesso ne pagheranno le conseguenze, anche in questo caso si parla di stranieri probabilmente alterati che manco sanno dell'esistenza della zona rossa, questo però non vuole essere una giustificazione, dobbiamo continuare in questa direzione. Così il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Vediamo una notizia arrivata poco fa sul giornale di Vicenza. Arzignano travolto in bici da un'auto, 67enne grave, l'ennesimo incidente che vede come vittime purtroppo i ciclisti e pedoni. Sono davvero un periodo dove si susseguono incidenti ai loro danni. Allerta droni sulle case, diverse segnalazioni tra Villorba e Ponzano nella Marca Trevigiana, dove il sindaco Baseggio va all'attacco e chiede chiarezza. I droni non possono essere usati, dice, dagli agenti della polizia locale per ragioni di privacy, ma dai ladri sì, e lancia quindi un appello. Nella chat del controllo vicinato sono stato avvisato appunto che in zona nord, in via Schiavonesca, c'erano questi strumenti che giravano sul territorio. Sono sicuramente sistemi per verificare da parte dei malavitosi le aree e magari anche le vie di fuga, quindi bisogna preoccuparsi maggiormente. È più di un sospetto quello di Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano, dopo le segnalazioni che hanno contraddistinto la domenica anche nella vicina Villorba. Droni sulle case, questo l'alert, peraltro su una strada nota per essere finita più volte nel mirino. Via Schiavonesca è un'area del territorio a zona nord che sfortunatamente è quella che è diventata famosa per quella ragazza che è stata scippata e picchiata dal delinquente, due delinquenti con lo scooter semplicemente perché aveva opposto resistenza. È una zona che è stata colpita dai ladri recentemente e probabilmente oggi si usa questa tecnologia che era stata usata anche recentemente in centro abitato, perché dove sono venuti i furti recentemente in via Ciardi, in altri, qualche mese prima, guarda caso, erano stati segnalati dei droni. Non sarebbe quindi la prima volta. A questo punto per Baseggio va fatta chiarezza. L'uso di droni da parte di ladri è spesso relegato alla voce leggenda metropolitana, ma è davvero così? Di certo gli stessi dispositivi non possono essere utilizzati per fare prevenzione. Per il primo cittadino un vero e proprio paradosso. E a questo punto invito la cittadinanza anche a non sottovalutare queste cose, perché se i malavitosi utilizzano questa tecnologia a loro pro, di contro invece abbiamo che le forze dell'ordine difficilmente le possono usare, come è avvenuto recentemente per le polizie locali che hanno acquistato, perché sennò c'è la violazione della privacy. Viviamo su un paese dove è difficile parlare di certezza della pena quando la normativa che sta alla base, che disciplina la sicurezza e l'intervento delle forze dell'ordine di per sé ammanetta tutti, ma non stiamo parlando di malviventi ma delle forze dell'ordine. E a Padova un furto con destrezza nel negozio di occhiali di Piazza dei Signori. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere. È una
Una mossa veloce, pochi istanti e l'occhiale della vetrina viene nascosto in tasca. Le telecamere di videosorveglianza interne dell'Ottica Verdi di Piazza dei Signori hanno immortalato gli istanti del furto con destrezza compiuto sabato pomeriggio intorno alle 17. Il filmato riprende il titolare Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro, intento a seguire una coppia di clienti. Nel frattempo 2 uomini dai tratti asiatici entrano e restano sempre vicino alla porta della vetrina. Approfittando di un momento in cui Pellizzari si china per prendere qualcosa dietro al bancone, uno dei 2 ladri afferra un occhiale e lo nasconde in tasca. Poi 2 escono indisturbati. Il furto riguarda un particolare modello di occhiale di una nota marca francese del valore di quasi 400 euro. Pellizzari ha già fatto denuncia alla polizia, che ha visionato e sequestrato le immagini delle telecamere per poter risalire all'identità dei ladri. Di Valentina Visentin e un padre 49enne e il figlio di 20 sono stati denunciati per il maxi furto di materiale elettromeccanico alla Arcese di Padernello. Il bottino ammontava a 60.000 euro e lo nascondevano in casa a Treviso. Elena Dal Forno. All'alba il blitz dei carabinieri e nella loro casa spunta tutta la rifurtiva, un colpo da 60.000 euro recuperato in città dal nucleo di Treviso, che ha denunciato padre e figlio ritenuti responsabili del maxi furto messo a segno nei giorni scorsi al magazzino della ditta Arcese a Padernello di Paese. Da lì è partito il lavoro degli investigatori fino alla svolta delle ultime ore. I militari, su disposizione della procura, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di padre e figlio, entrambi residenti in città. Dentro, nascosti in casa, componenti elettromeccanici di alto valore, tra cui materiale delle marche Bosch e Geberit. L'intero bottino denunciato dall'azienda, che ora si vedrà restituire tutto il maltolto. Un recupero completo grazie agli accertamenti che hanno consentito di collegare i 2 alla refurtiva. Per loro è scattata la denuncia per ricettazione in concorso. Restano tuttavia in stato di libertà, dato che le indagini sono ancora in corso. Un'altra prima pagina, vediamo il titolo che riguarda il pronto soccorso di Mestre. Me lo fate vedere, pronto soccorso di Mestre preso d'assalto, oltre 100 pazienti finiscono le barelle. Il 65% degli utenti aveva un codice minore. I medici di base dicono: se sono così lievi abbiano il coraggio di mandarli a casa. La direzione dell'ULSS, accessi superiori alla media del periodo. E qui siamo alla solita questione dei codici bianchi, cioè non si può andare al pronto soccorso perché si ha una tosse o un raffreddore, no? Bisogna andarci per situazioni, se no li si intasa e ci vanno di mezzo le persone che hanno maggiori problemi. Vediamo ancora tanta cronaca oggi. Un tendone adibito a macelleria abusiva, nei guai finiscono 4 persone, una coppia di Cassola e una residente nell'Alta Padovana. Macellazione e preparazione abusiva di carni di animali, maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti. Ne devono rispondere 4 persone, una coppia residente a Cassola e una in Alta Padovana, per cui sono scattate le denunce. Tutto accadeva dentro questo capannone, siamo in via Don Milani a Cassola. Qui i titolari avevano messo in piedi una fiorente attività di macellazione completamente abusiva e priva delle necessarie autorizzazioni e titoli sanitari. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la querela fatta in procura dalla LAV, che segnalava i numerosi illeciti messi in atto nella tensostruttura, allestita come un vero e proprio laboratorio di lavorazione delle carni, con tanto di celle frigorifero che contenevano carne lavorata in pezzi. Dopo un mese di appostamento dei militari, nel momento della perquisizione, i 2 proprietari del sito erano assieme ai residenti in Alta Padovana, gestori di un'azienda agrituristica, che erano intenti alla lavorazione di un suino, violando le norme in materia di igiene e benessere dell'animale, tra cui la mancata tracciabilità della bestia, con potenziale rischio per la sicurezza alimentare. A questo è stato associato anche il maltrattamento dell'animale, in quanto da una prima ispezione non sarebbero stati rispettati i passi da seguire nel momento dell'abbattimento. Ma non è finita, perché nel campo adiacente al capannone gli inquirenti hanno rinvenuto seppelliti resti di animali macellati, principalmente selvatici, lavorati per conto di cacciatori e conoscenti, che venivano sistematicamente smaltiti mediante l'interramento diretto. È bastato infatti smuovere un po' il terreno per trovarvi pezzi di bestie, cervi e cinghiali in decomposizione. Sotto sequestro le attrezzature, oltre a diverse cassette contenenti scarti e carni lavorate. Le indagini continuano per capire se ci sia il coinvolgimento anche di altre persone.
E la scoperta di questa macelleria abusiva a Cassola sta preoccupando e molto il sindaco Stangerlin. Sentiamo cosa ha detto a Vanessa Banzato. Dal mio punto di vista la preoccupazione principale è appunto quella rivolta alla salubrità e alla salute delle persone. Quindi quando si verificano episodi che possono andare a intaccare la salute delle persone, sia quelle magari vicine, sia per quanto riguarda quelle che consumano carne magari trattata non correttamente, ecco lì mi preoccupo perché effettivamente il rischio è grande. Una maxi operazione della polizia nella Torre Belvedere di Padova, vediamo, ci sono aggiornamenti, trovati oltre 30 posti letto abusivi in condizioni igieniche criticabili, denunciati i gestori, identificati 22 occupanti e avviate le espulsioni per i cittadini irregolari. 2 appartamenti trasformati in dormitori abusivi con oltre 30 posti letto e condizioni igieniche gravissime. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nella Torre Belvedere di Padova. Gli agenti hanno denunciato i gestori, entrambi cittadini cinesi, e hanno identificato 22 occupanti, tra cui 3 irregolari. L'operazione è scattata su disposizione del questore Marco Dorisio, con un intervento coordinato dalla Questura che ha coinvolto volanti, squadra mobile, polizia amministrativa e unità cinofile. Nel mirino 2 appartamenti dello stabile di Piazzale Stazione, da anni segnalato per criticità legate a alloggi abusivi e presenza di stranieri senza titolo di soggiorno. Nel primo alloggio, al 10° piano, gli agenti hanno trovato un dormitorio improvvisato con 15 posti letto ricavati in ogni ambiente, tra sporcizia, scarsa aerazione e condizioni igienico-sanitarie inesistenti. All'interno 11 persone, una è risultata irregolare ed è stata trasferita al centro per il rimpatrio di Brindisi. Nel secondo appartamento, al 7° piano, la situazione è apparsa ancora più critica. 21 posti letto ammassati in spazi angusti e degradati. Qui sono stati identificati altri 11 occupanti, tra cui 2 irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. Cosa abbiamo registrato? Che praticamente a monte, in questo caso il cittadino cinese stipula un contratto regolarmente dichiarato appunto di locazione, poi di fatto avviene la trasformazione dei vani in che cosa? In attività ricettiva tipo B&B, quindi all'insaputa dello stesso proprietario che a sua volta ha fatto il contratto di locazione, con appunto posti letto che sono praticamente messi proprio in condizioni igieniche e sanitarie, tenendo conto che anche c'è un solo servizio igienico e quindi è facilmente immaginabile la situazione che è stata riscontrata. Secondo gli accertamenti, i posti letto venivano affittati a 10 euro al giorno. I 2 gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione abusiva di attività ricettiva. Al termine dell'operazione, entrambi gli immobili sono stati sequestrati e sgomberati. Sigilli al centro tatuaggi e piercing di San Biagio di Callalta, indagate la titolare ed un'amica. Il blitz dei carabinieri del NAS è scattato nei giorni scorsi. I militari hanno trovato all'interno del centro tatuaggi e piercing di San Biagio di Callalta 2 persone, la titolare ucraina ed una connazionale. Quest'ultima stava effettuando prestazioni di medicina estetica mediante l'utilizzo di siringhe preriempite contenenti filler dermici, lidocaina ed altri medicinali ad una cliente. Tutto senza avere, secondo l'accusa, i requisiti abilitanti alla professione medica, motivo che ha fatto scattare i sigilli al centro. L'accusa per le 2 donne è esercizio abusivo della professione medica. Il centro è stato chiuso. La titolare, difesa dall'avvocato Ilaria Pempinella, ha già annunciato di chiedere una misura meno pesante, ovvero la riapertura almeno parziale del centro, per consentire alla sua cliente di poter riprendere il lavoro. Le sostanze trovate all'interno dell'istituto, ovvero medicinali privi di autorizzazione ministeriale, saranno analizzate. Una vicenda che è ancora tutta da chiarire. La donna che avrebbe praticato queste iniezioni non sarebbe stata la titolare ma la connazionale, difesa dall'avvocato Luigi Maria Torrisi. In Ucraina la donna, ci spiega legale, è un medico ma non avrebbe avuto l'autorizzazione a praticare la professione in Italia. Servizio di Daniela Sizia, vediamo adesso la convenzione presentata a Palazzo Moroni a Padova tra il Comune di Padova, la cooperativa sociale e la cooperativa sociale La Ginestra per le attività e la gestione del nuovo centro per la giustizia riparativa.
Padova, insieme a Verona e a brevissimo Venezia, è la prima città in Veneto dove è stato istituito il Centro per la Giustizia Riparativa, un progetto che si è attuato dopo che lo scorso autunno il Comune di Padova ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia un protocollo per gestire un centro. Ha una finalità di affiancamento della giustizia penale, non si sostituisce ovviamente alla giustizia penale, interviene con percorsi nuovi di ricostruzione ovviamente tra le parti, autore di reato, vittima e comunità, e quindi la società. In questo ovviamente solo quando c'è la volontà delle parti, di tutte le parti coinvolte, solo per reati meno gravi. Obiettivo: abbattere la recidiva. I fondi complessivi destinati alla giustizia riparativa ammontano a circa 14 milioni di euro e mezzo. Il fondo è stato istituito dalla legge 150 del 2022. Alla giustizia riparativa possono avere accesso anche casi che non necessariamente hanno un risvolto penale. Sono infatti molti i casi di cittadini che affrontano delle liti, spesso sono liti che avvengono su livello condominiale, ma sono anche liti che avvengono nel contesto scolastico e in altri contesti. Ecco, ci importa cosa quei cittadini hanno da dire, come si sentono quando si sentono di subire un danno. La loro voce va presa in carico, va ascoltata da mediatori esperti e interroghiamo anche chi ha agito quel danno nel tentativo di responsabilizzarla e ripagare nei confronti non solo della persona che si è sentita lesa, ma di tutta la comunità. Figura centrale della giustizia riparativa è il mediatore penale, 6 quelli iscritti nel registro ministeriale che sono operativi a Padova. Il comune è affiancato nella gestione del centro dalla cooperativa sociale La Ginestra. Il mediatore accompagna le parti, lavora sotto un aspetto emotivo delle persone, sulle emozioni che ha provato, infatti è un modello umanistico, e poi sui valori che sono stati intaccati da un fatto di reato. Tensione a Mestre perché questa sera ci saranno 2 manifestazioni concomitanti sulla moschea di Via Giustizia, una manifestazione dei centri sociali e l'altra di Forza Nuova. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti il sindaco di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto. I cani fossero cattivi e basta, ma l'Iran, vi pensate come vivremo noi singolarmente presi? Ecco, quindi per me è un elemento prioritario, e sposandomi col tema della guerra, certo, forse si stanno commettendo degli errori, ma si fa in un tema complesso dove si va anche a portare avanti, a difendere i nostri valori. Grazie Sindaco. Facciamo più figli. Il problema è che noi abbiamo bisogno anche di manodopera e di immigrati proprio perché la nostra Stato non è più in grado di portare avanti delle generazioni. Grazie. I nostri giovani vanno all'estero e quindi c'è anche questo da valutare. Questa no? è una domanda veramente intelligente. Perché? Perché ci fotografa oggi come veniamo dal passato, viviamo in un paradigma socio-economico dettato dalla crescita. Le pensioni, i genitori hanno avuto le pensioni pagate dai figli che andavano a lavorare. Oggi questa parabola è un sistema socio-economico che è in crisi, fortemente in crisi, e deve essere rivisto. Se noi pensiamo che fra 30 anni la nostra civiltà avrà questo livello di benessere per noi qui, con il meccanismo dell'INPS di oggi, è meglio che... Ma la risposta non è porto dentro l'Africa in Italia, la risposta deve essere un'altra, lavoro in una maniera diversa. Già noi stiamo vivendo un paradigma diverso, dal retributivo si è passati al contributivo. Allora, così ieri sera al dibattito a Focus avete visto anche l'avvocato Marco Sitran, si è parlato della moschea e poi ovviamente di immigrazione, di remigrazione. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi, torniamo subito.
Ancora cronaca, andiamo a Belluno dove per oggi è in programma l'udienza di convalida dell'arresto del 37enne di nazionalità cubana accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono allo scorso fine settimana a Cesio Maggiore. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. È iniziata da pochi minuti nella casa circondariale di Belluno l'udienza di convalida degli arresti del cittadino cubano di 37 anni che sabato notte ha ferito gravemente un 27enne di origini tunisine che risulta residente a Cornuda ma che è domiciliato da diverso tempo anche per motivi di lavoro a Sedico. Che cosa è accaduto durante una festa nell'abitazione che viene condivisa da un gruppo di stranieri per lo più sudamericani, probabilmente per una lite di cui in questo momento non si conoscono le ragioni. Al culmine di questa lite il cittadino cubano ha afferrato un coltello da cucina e ha sferrato 3 fendenti che avrebbero potuto avere conseguenze letali nei confronti del cittadino di 27 anni che è stato ferito al collo e poco sopra lo sterno, al torace. Il 27enne è stato subito soccorso dall'ambulanza dell'ospedale di Feltre, poi vista anche la gravità delle ferite si è deciso per il suo trasferimento con l'eliambulanza al Cafoncello di Treviso, da dove però fortunatamente il giovane è stato anche dimesso e ha potuto fare ritorno nella sua abitazione. Oggi davanti al giudice dovranno essere chiariti i motivi di questa lite e dovranno essere chiariti anche i contorni della vicenda che certamente ha suscitato scalpore in provincia, a Cesio Maggiore in modo particolare, dove si vive con angoscia la presenza di questi cittadini stranieri che da un paio d'anni mettono a ferro e fuoco la tranquillità del centro del paese. Soltanto 2 settimane fa proprio a Cesio in centro durante una lite era stato ferito alla coscia un ragazzo del posto e venerdì della scorsa settimana un'altra rissa era scoppiata all'interno del bar centrale, che è il bar del paese che si trova proprio davanti alla chiesa. I cesiolini hanno ripetutamente in questi ultimi mesi chiesto l'intervento del sindaco ma anche delle forze dell'ordine perché temono per la loro incolumità, per la loro tranquillità. Prima o poi ci scappa il morto, dicono, e la notte tra venerdì e sabato scorso qualcosa di grave sarebbe potuto accadere. Aspettiamo di sapere come finisce l'udienza di convalida che probabilmente si protrarrà fino al pomeriggio e tutti i dettagli vi comunicheremo nel corso dei telegiornali di questa sera. Grazie a Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione di Belluno. Stasera parleremo a fuoco sicuramente di questa notizia, vediamola dal Corriere della Sera. L'Italia nega agli Stati Uniti la base di Sigonella, il piano comunicato con i bombardieri in volo, il no di Craxi a Reagan, ricorda il Corriere cosa accade nell'85, insomma è un no che rappresenta un po' uno strappo tra il nostro governo e la Casa Bianca nel momento in cui è in fiamme il Medio Oriente e Trump chiede anche all'Europa di intervenire per liberare lo stretto di Hormuz. E in seguito alla guerra ovviamente prezzi dei carburanti e delle bollette alle stelle, quindi c'è la discussione sul decreto bollette, ma c'è anche uno scontro davvero senza precedenti tra il governo e gli industriali anche del Veneto per i tagli che sono stati portati agli incentivi 5.0. Sentiamo. Una sfiducia
in realtà nei confronti del governo che sta iniziando a serpeggiare. Da noi c'è sempre stato il pieno appoggio al governo, abbiamo sempre continuato a investire sulla fiducia proprio, sulla fiducia che i fondi sarebbero stati trovati. Abbiamo rassicurato i nostri imprenditori alla fine dello scorso anno quando c'erano voci preoccupanti e oggi ci troviamo a non saper più cosa dire. Le parole della numero 1 del gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est ripercorrono quanto dichiarato qualche ora prima dalla presidente degli industriali Paola Carron in vista dell'atteso tavolo convocato mercoledì a Roma con il governo. Al centro uno strappo sempre più profondo tra esecutivo e mondo imprenditoriale, sullo sfondo quanto previsto dal recente decreto fiscale in materia di transizione 5.0. Quelle aziende che avevano puntato sugli incentivi all'innovazione e oggi in lista d'attesa, dopo aver presentato i propri progetti, visto l'esaurimento delle risorse, si troveranno a ricevere solo il 35% del credito d'imposta richiesto. Quanto previsto dal recente decreto non rappresenta solo un cambio di rotta inatteso, è una vera e propria rottura del patto di fiducia tra Stato e sistema produttivo e senza fiducia semplicemente gli investimenti si fermano. Le dure parole della Presidente di Confindustria Veneto Est. Il Veneto continua e oggi tra le prime regioni in Italia per utilizzo del piano Transizione 5.0. Oltre il 30% delle imprese ha già realizzato investimenti nell'ultimo anno e più di un terzo ha programmi di investimento in corso previsti, quota che arriva quasi al 70% tra le grandi imprese. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro di investimenti già attivati o programmati, imprese che oggi per decreto rischiano concretamente di trovarsi con piani industriali improvvisamente insostenibili. Chiediamo, conclude Carron, con forza che il governo torni sui propri passi e ripristini integralmente le condizioni originarie della misura, già in sede di conversione parlamentare del decreto. È una questione di equità, ma soprattutto di credibilità del sistema paese. Ledere la fiducia degli imprenditori significa abbandonare una categoria che tiene in piedi questo Paese, ma attenzione soprattutto, gli imprenditori rappresentano aziende, rappresentano persone, rappresentano lavoratori. Ledere la loro fiducia, rischiare di perdere imprenditori, rischiare di perdere imprese in questo territorio significa innescare una crisi le cui conseguenze possono essere davvero drammatiche. Conseguenze drammatiche, sciopero e manifestazione dei lavoratori della PEG Perego di San Donà di Piave, tanto per confermare che la situazione non è facile. 45 dei 57 dipendenti sono in esubero. Il 9 aprile l'azienda presenterà al Ministero del Lavoro il nuovo piano di industrializzazione. Investimenti sbagliati, strategie sbagliate, non ricerca e sviluppo sta portando a una forte riduzione del personale e dei numeri. Bisognava reinventare, reindustrializzare l'azienda perché non poteva soffermarsi a rimanere sul passeggino prima infanzia avendo anche una denatalità che continua a scendere sostanzialmente. Forse è troppo tardi, è questo il dubbio tremendo, l'ipotesi peggiore, il pensiero da scacciare che si agita tra i lavoratori della PEG Perego mentre percorrono in corteo le vie di San Donà di Piave fino alla piazza di fronte al municipio. Dal 1 aprile il contratto di solidarietà si rinnova fino al 22 settembre, altri 5 mesi e 22 giorni di ammortizzatori sociali durante i quali tentare di raddrizzare una crisi complicata. L'azienda ha dichiarato un esubero di 45 persone su 57 dipendenti, ma anche chi non è in esubero non si sente tranquillo. È chiaro che 12 persone con l'officina, esclusivamente l'officina rimarrà dentro, abbiamo grossi dubbi anche per l'officina stessa, perché chiaramente 10.000 metri quadrati da gestire su un'officina è difficile. Tra il personale in esubero c'è una forte componente femminile, spesso sopra i 50 anni, la cui ricollocazione appare difficile. Ne appare praticabile o particolarmente allettante l'ipotesi di trasferimento nella sede aziendale di Arcore, in provincia di Monza. Perché anche lì ci sono esuberi, anche lì c'è mancanza di attività lavorativa, quindi ci si sposta in una realtà dove ci sono le stesse problematiche che ci sono qui. Quali sono le possibili vie di uscita? Cioè, nel senso che potrebbe arrivare una nuova proprietà, per esempio, che acquista tutta la struttura? Adesso si è aperti a tutto, trovare un nuovo prodotto, reinventarsi, lavorare per terzi o perché no trovare anche un partner che possa collaborare. A osservare la scena c'è anche un ex direttore in pensione della sede di San Donà, quando tra il 1990 e il 2000 c'erano 350 dipendenti più altri 100 a Ceggia per produrre 2000 passeggini e 2000 seggioloni al giorno. È un grande dispiacere perché
Sapevamo che il declino sarebbe avvenuto perché il prodotto cinese avrebbe invaso il mondo e il mercato e quindi avrebbe messo in difficoltà tutte le aziende italiane. I lavoratori ricevono la solidarietà del sindaco Alberto Teso. L'azienda ha confermato la scelta di un advisor che il 9 aprile presenterà un piano di reindustrializzazione al Ministero a Roma. Chiederò al Consiglio Comunale, di questo mi sono impegnato con i rappresentanti sindacali, di far forza nei confronti della proprietà affinché non svuotino lo stabilimento, lasciano gli impianti produttivi dove sono, lasciano le linee di lavorazione dei materiali affinché l'eventuale socio esterno che si potrà presentare per visionare gli impianti e per entrare in società e rilanciarlo trovi un impianto funzionante e non un capannone vuoto. Andiamo in diretta a Cavanella d'Adige perché c'è stato un doppio furto in un'azienda di biogas. Sono stati sottratti cavi elettrici per 150.000 euro. In diretta Edi Kaliman, a Tedi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori con Tommaso Migotto. Siamo arrivati proprio in questo momento in via Salasco, siamo a Cavanella d'Adige, una frazione del comune di Chioggia a confine con la provincia di Rovigo e vicinissimi a Rosolina. Questo è il territorio in cui sorge questa azienda di biogas nata appena un anno e mezzo fa, che produce energia elettrica per le persone, i cittadini, ma anche per impianti industriali vicini tramite appunto la combustione e l'utilizzo di batteri partendo dalla massa biologica e alimentata non solo dalla sua stessa energia ma anche dai pannelli fotovoltaici. Un'azienda che, come vedete, è stata aperta pochi anni fa ma ancora in fase di costruzione e ampliamento. Cos'è successo? Parliamo di giovedì notte scorsa, una banda di ladri incappucciati si sono introdotti attraverso questi cancelli. Più in fondo alle mie spalle vedete un ulteriore cancello che delimita l'area di accesso proprio agli impianti. Hanno scavalcato i cancelli e rubato cavi elettrici per un valore complessivo di 150.000 euro. Quello di giovedì è solo il secondo, tentativo e è andato anche a buon fine furto rispetto a quanto già avvenuto appena 4 giorni prima. Infatti ci hanno raccontato che avevano rubato già altri cavi elettrici nella notte di domenica. Un impianto che non dispone di sistemi di allarme ma solo di videosorveglianza, come sta facendo vedere Tommaso Migot, che abbiamo sentito al telefono il titolare dell'azienda, Francesco Galman, da cui appunto l'azienda prende il nome, e ha detto che sostanzialmente è un'area un po' abbandonata a se stessa e non sempre c'è la disponibilità di avere una vigilanza H24 che la tenga sotto controllo. Ha parlato di malviventi, di un gruppo di malviventi che si sono introdotti non curanti proprio delle telecamere di videosorveglianza, incappucciati, e sono scappati tramite queste stradine. Sono stradine di campagna senza illuminazione, quindi anche impossibile vedere la targa dell'auto e del furgone con cui sono arrivati. 150.000 euro di bottino, quello che hanno ricavato, e chiaramente da parte del titolare una profonda amarezza. Siamo in sua attesa, direttore, ovviamente anche per sentire tramite le sue parole insomma quanto è accaduto. Per il momento con Tommaso Migot da Chioggia ti restituisco la linea. Grazie Edi Kaliman e Tommaso Migot per la parte tecnica. Vediamo un titolo che riguarda il presunto rimpasto chirurgico dopo il terremoto nel centrodestra. Il ministro Urso traballa, ma l'ipotesi Zaia non regge a poco più di un anno dal voto. La riduzione del credito d'imposta prevista nel decreto fiscale approvato dal CDM fa discutere. Il ministro dello sviluppo economico andrà al turismo. Dubbi sull'ex governatore del Veneto nel governo. Sembra che Salvini abbia detto di no a questo spostamento del presidente del Consiglio regionale del Veneto Zaia al posto del ministro Urso. Si era detto anche eventualmente al posto dell'ex ministro Daniela Santanchè. Intanto il presidente del Veneto Alberto Stefani rompe gli indugi e sostiene il leghista Roberto Marcato nella corsa a sindaco di Padova. Sentiamo.
A una settimana dalla sconfitta referendaria del governo Meloni e dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi, continua a tenere banco nel dibattito politico il coinvolgimento di Luca Zaia nel possibile mini rimpasto di governo. Un inserimento che altererebbe in non poco gli equilibri tra gli alleati. Per il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si tratta però di una scelta straordinaria che porterebbe benefici anche al Veneto. Sarebbe sicuramente una scelta straordinaria per il Veneto avere un ministro come Luca Zaia. L'ha già dimostrato prima, l'ha dimostrato da presidente di regione e farebbe gli interessi di questo territorio. Ovviamente poi le scelte sono di Luca Zaia, come è giusto che sia. Il governatore ha poi rotto il silenzio sulla possibile candidatura di Roberto Marcato a sindaco di Padova. Il Bulldog, oggi consigliere regionale, già assessore allo sviluppo economico con Luca Zaia e ancora prima presidente del Consiglio Comunale Padovano all'epoca della giunta di Massimo Bitonci, aveva lanciato la sua autocandidatura a febbraio. Un mese dopo arriva la benedizione del presidente veneto. È una candidatura assolutamente credibile, con cui si può sicuramente costruire un progetto politico. È chiaro che adesso è ancora presto per individuare un nome, poi ovviamente ci saranno le segreterie regionali che gestiranno questa fase e sono sicuro che la gestiranno al meglio. Le mafie hanno messo radici in Veneto da tempo, da Mestre il richiamo alla legalità del neo procuratore capo di Venezia Alessandra Dolci, che ha parlato agli studenti. Non devono ragionare in termini di mera convenienza economica, devono valutare chi è il loro interlocutore, devono valutare qual è il profilo reputazionale del loro interlocutore. Non dire semplicemente faccio affari con lui, non mi interessa se è mafioso, lo faccio solo perché mi conviene. Il messaggio sulle mafie e sulla legalità agli studenti presenti nell'aula dell'M9 Mestre del nuovo capo della Procura di Venezia Alessandra Dolci. La criminalità mafiosa, seppur in forme meno visibili rispetto ad altri territori, è presente anche in Veneto perché oramai è radicalizzata. Le mafie agiscono soprattutto nell'economia, infiltrandosi in settori produttivi quali l'edilizia, l'immobiliare e la ristorazione, sfruttando contesti segnati da irregolarità e scarsa trasparenza, sottolinea la Dolci. Certamente però posso dire che la criminalità organizzata è particolarmente attenta al settore delle piccole imprese. Ora, c'è un aspetto da cui dobbiamo partire e fa riflettere. Non è la criminalità mafiosa che ha conformato di sé la criminalità economica, ed è il contrario. Così nel corso della prima delle 3 giornate sulla legalità in Veneto, organizzata con la Prefettura, da sempre in prima linea nel monitoraggio della prevenzione delle infiltrazioni mafiose attraverso il controllo delle licenze e delle autorizzazioni commerciali. Iniziativa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. L'obiettivo della Camera di Commercio, con il protocollo d'intesa appunto con la Prefettura, è proprio quello di far conoscere ai giovani questi rischi, perché appunto per evitare che le imprese sane possano essere contaminate da questi fenomeni. La legalità non è una scelta ma un principio da rispettare sempre, conclude il capo della Procura di Venezia salutando gli studenti. Li ringrazio per essere stati presenti, perché è importante per loro conoscere le mafie per poterle riconoscere quando saranno inseriti nel mondo del lavoro. Servizio di Anna Maria Parisi, ancora uno stacco pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Nuovo in diretta con Focus TG, presente al Cammino di Pace il vescovo di Padova è intervenuto su quanto accaduto a Gerusalemme con il divieto al patriarca latino Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro per la Messa delle Palme. Sentiamo Valentina Visentin.
A Pasqua il patriarca latino Pier Battista Pizzaballa potrà entrare nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Nessuna processione ma solo la messa trasmessa in streaming. L'accordo raggiunto dopo il clamore internazionale sollevato dal divieto della polizia israeliana alla celebrazione privata durante la Domenica delle Palme. Un divieto che aveva preoccupato la Chiesa alla luce della delicata situazione internazionale. Il vescovo di Padova applaude alla mediazione portata avanti dal cardinale Pizzaballa. Questo gesto è un gesto che ha preoccupato molto, quasi come se volessero ridurre la libertà di culto, poi diventa anche oppressione delle altre forme di libertà. E in questo senso il gesto del cardinale Pizzaballa, anche il suo coraggio di farlo risuonare a livello mondiale, è stato un gesto molto importante. Ho visto che è anche molto preoccupato, per cui ha riequilibrato e ha accolto il tentativo di mediazione che è stato fatto, e anche questo ritengo senso della realtà, senso del principio di attenzione a quanto può succedere. La disponibilità al dialogo c'è quindi da parte del cardinale Pizzaballa. Partecipando alla manifestazione per la pace che ha radunato migliaia di persone a Padova, il vescovo Cipolla ha ricordato come la pace sia il fondamento della religione cristiana. Per noi cristiani, scusate se faccio riferimento anche proprio alla nostra fede, non è che sia un principio facoltativo quello della pace, perché noi parliamo di pace ovunque, nelle celebrazioni, nella Pasqua, nel Natale, cioè il tema della pace è un tema costitutivo della fede cristiana, e quindi non ci si deve meravigliare se siamo così attenti, così sensibili a questa dimensione della pace, considerando che poi a pagare l'assenza di pace sono appunto i poveri. La società ad ogni livello deve impegnarsi per chiedere azioni concrete per la pace. Dobbiamo promuovere tutte le forme per trovare dialogo tra i popoli, per affrontare le divergenze, per impedire la prepotenza di qualcuno su qualcun altro. In questa situazione di incertezza sui diritti a livello internazionale, sul rispetto degli accordi alla quale abbiamo assistito, è veramente molto preoccupante, come se la violenza, la forza, la prepotenza fossero le uniche possibilità per dire una parola. E ieri al cammino di pace a Padova hanno partecipato migliaia di persone. Il buio e il silenzio attraversa il cuore della città. Nella notte sono solo i colori delle centinaia di bandiere della pace a parlare. In migliaia, arrivati da tutto il Veneto a Padova, hanno partecipato al cammino silenzioso organizzato dal coordinamento Uniti per la Pace per chiedere la fine di tutte le guerre. La pace è un desiderio universale. È significativo essere qui insieme per ricordare nel silenzio le vittime delle guerre e quanti soffrono le conseguenze dei conflitti. Le parole del vescovo di Padova, Claudio Cipolla, hanno aperto il cammino lungo le vie centrali della città. Un lungo striscione arcobaleno, simbolo di pace, ha attraversato via Roma e Corso Umberto. Pace scritto in tutte le lingue del mondo per ribadire quello che dovrebbe essere un diritto universale dei popoli. Quello che sta accadendo purtroppo è la prevaricazione dei più forti nei confronti dei più deboli. Ecco, i più deboli sono le persone che tutti i giorni ci rimettono la vita sotto le bombe. Pace! 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 L'urlo della città, dopo aver abbracciato simbolicamente Prato della Valle, si accende di luce. Bambini, ragazzi, adulti, anziani, generazioni unite per chiedere al governo azioni concrete e tavoli di pace. Nessun simbolo politico è stato mostrato durante il cammino. In questo momento la situazione geopolitica è anche a volte un po' divisiva. Per noi il punto è questo: tenere ferma la costante della pace, del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e della vicinanza alle vittime di tutte le guerre e di tutte le violenze. Di una comunità che chiede a gran voce pace e serenità per tutto il mondo. L'ha ben detto anche Don Claudio, il nostro vescovo, è importante fare questo tipo di iniziative, è importante far sentire la propria voce ed è fondamentale che anche le istituzioni rappresentano quella che è la volontà di vivere in pace dei nostri cittadini. Tanti i sindaci della provincia che hanno preso parte al cammino di pace, un grido che hanno promesso gli organizzatori tornerà ancora a farsi sentire. Pace! Pace!
Servizio di Valentina Visentini. Chiudiamo con Bassano del Grappa, al Teatro da Ponte, la festa dell'atletica del Veneto. Tra i premiati spiccano la bellunese Lucia Arnoldo e il padovano Edwin Fermin Galvan. Entrambi corrono, una su e giù per le montagne, l'altro sui 100 metri piani, e hanno già collezionato medaglie importanti. Lucia Arnoldo, ventenne bellunese di Zoldo, si cimenta anche in pista nei 5000. Edwin Fermin Galvan, non ancora diciottenne di Campodarsego, è già tricolore allievi nella gara regina della velocità. Ho iniziato con lo sci di fondo e quindi sci di fondo e corse in montagna sono molto, correlati, e ho sempre fatto appunto la specialità di salita e discesa, up and down, però l'anno scorso anche al mondiale di Canfranc mi sono data questa nuova disciplina, la sola salita, che mi è piaciuta molto, ecco, una fatica molto diversa che però ripaga tanto. Il prossimo impegno sarà i primi di giugno con gli europei in Slovenia. Pensavo dessero la possibilità anche ad altri atleti, però mi sento veramente onorato di questa occasione. La tua specialità sono i 100, anche i 200? Allora, stiamo pensando di provare anche un 200, però per ora preferiamo i 100 perché siamo bravi là, quindi però proveremo anche dei 200. Un modello a cui ti ispiri? Beh, Bolt, ovviamente. Alla festa dell'atletica veneta celebrata a Bassano sono stati assegnati i riconoscimenti ad atleti e società per i risultati del 2025, fondamentali per i grandi successi internazionali degli azzurri. La base veneta sta benissimo, mi sento di dirlo perché abbiamo superato la soglia di 26.000 tesserati, quindi al 31/12 del 2025 abbiamo superato questo importante numero, siamo a 245 società nel territorio del Veneto. Dal vertice in giù fino alla base, questa preziosa base, c'è un lavoro certosino che funziona. Allora, vediamo gli ospiti questa sera a Focus dalle 21:20. Grazia Azzolin, Luigi Calesso, Gianluca Colusso, Alessandra Nava, Leonardo Padrin, Simonetta Rubinato, Enzo Siviero e Cristian Zara alle 21:20 come sempre Focus. Grazie ai nostri registi Francesca Pezzo, Italo Morao e Marco Mattiuzzo. Buona giornata, arrivederci.